convegno mira a fare luce su un tema che si pone centrale dopo l'entrata in vigore della legge 1/2026 che precisa cosa si intende per colpa grave da parte degli amministratori, quindi dirigenti o funzionari della PA, che sono chiamati a prendere delle decisioni in ambito di conflitti che riguardano appunto l'ente che rappresentano. Quindi un tema di estrema delicatezza, ancora con molti profili che meritano approfondimento, e che infatti oggi abbiamo dei relatori di altissimo livello, perché la Corte dei Conti, che è il soggetto che poi deve applicare la norma, non ha recepito con molto favore questa disciplina normativa, però bisogna pur che usciamo da una situazione di incertezza e che sia per i funzionari e i dirigenti pubblici, sia per i cittadini e le imprese che si relazionano con la pubblica amministrazione vi siano delle risposte certe, perché il peggior nemico della funzionalità e dell'interesse pubblico è l'incertezza. Quindi miriamo a fare luce in una materia che ha bisogno appunto di contributi di chiarimento. Vogliamo approfittare di questa nuova normativa che ha ampliato le maglie delle possibilità negoziali che può avere la pubblica amministrazione per invogliare in qualche modo l'utenza anche amministrativa a utilizzare gli strumenti della mediazione e della negoziazione per la soluzione delle questioni di diritto privato con i cittadini. È un'opportunità che la legge ci dà, ne manca la conoscenza, manca un po' la formazione. Noi vorremmo occuparci di questo e offrire anche lo strumento che c'è già da tanti anni, perché la Camera Arbitrale è dagli anni 90 che opera, però la materia amministrativa è sempre stata una materia da cui si è un po' fuggiti. Il convegno di oggi affronta le problematiche aperte dalla legge 1 del 2026, che ha modificato una precedente legge fondamentale e che quindi introduce delle modifiche relative all'area di responsabilità del dirigente pubblico, e quindi, come tutti sanno, era stato sollevato il problema della paura della firma, cosiddetta paura della firma, che portava a una situazione quasi di paralisi dell'attività amministrativa, perché ovviamente il dirigente stava molto attento prima di evadere un atto e quindi il procedimento era molto rallentato. Con questa legge viene molto depotenziata la responsabilità, addirittura in termini economici, di fronte a un danno anche rilevante c'è solamente 2 mesi dello stipendio, quindi una cifra irrisoria, che è però anche uno dei motivi per i quali si stanno sollevando dei problemi di incostituzionalità della legge, perché sembra eccessiva questa riduzione in termini economici. Il cittadino giustamente chiede una rapidità per avere i provvedimenti che per ora la pubblica amministrazione ancora non riesce a garantire, e quindi la speranza è una velocizzazione del procedimento amministrativo nell'interesse del cittadino.